La lingua veneta entra di diritto in Consiglio Comunale. Accade a Montecchio Maggiore, dove il parlamentino cittadino ha approvato una variazione del regolamento che prevede la possibilità per i consiglieri di interventi bilingue, in italiano o in dialetto. Si tratta però non tanto di una rivoluzione di fatto ma di iure, perché di fatto molti facevano parti di intervento o battute in lingua veneta, quindi dal punto di vista operativo era già in vigore questa cosa. Restano da definire i dettagli, come saranno redatti i verbali, ad esempio, sia in italiano o in dialetto, con tutti i relativi problemi di trascrizione. Ma la strada ormai è aperta. A Montecchio i cittadini si dividono tra favorevoli e contrari. Vedo che in altri posti lo conservano il dialetto, altre città, altre conservano lui il suo dialetto. Ma è anche giusto perché se è una lingua nostra. Abbiamo bisogno proprio di parlare il dialetto, dopo non abbiamo più bisogno di niente. Se anche tu si non gli dai a mangiare a scuola, non ha nessuna importanza, basta parlare il dialetto. Quali sarebbero invece secondo lei le cose più urgenti da fare? Che c'è da fare? Asfaltare le strade che sono tutte rovinate. C'è da completare una pista ciclabile che c'è anni che sta in cosa e gli ha i soldi. Il prossimo Consiglio Comunale sarà convocato i primi di giugno. Il Presidente del Consiglio ha deciso, lui userà l'italiano dato il suo ruolo con qualche eccezione. Se poi sarà necessario fare qualche richiamo in lingua veneta, perché l'efficacia della lingua veneta è indiscutibile, forse già mi scappa durante qualche consiglio, qualche battuta o qualche richiamo anche in lingua veneta, quindi il problema si pone relativamente.